Questa attività è stata realizzata con s'aggiuto della Regione Sarda, in prentas 2020-2021, lei è regionale 22, del su 2018, articolo 22. In questa puntata, eso a visitare le regioni de Suggerrè e de Susarcidanu, in sa parte centro-orientali dell'isola. Su viaggio, ara cominciai con uno simbolo dessa tecnologia più adelantata in un luogo antico, sa radiotelescopio de Branusangoni. Dengunisi, eus a seguire aziende a biri su castello mesuevali de Sassai. Bogao a pillo des archeologos uno scanto de annos a oi, e uno dei mellus allogaus de tutta sa Sardigna. Eus a questionare pure dessa storia mineraria de Suggerrei, con sa visita a sa mina dei Corti Rosas a Ballau, a onde si pigara a Santimonio. Sempre in sa vita de Ballau, eus a fare un brinchido in su tempus, furriente assedati in una ragesa, po contare del su puzzo sacro de Puntana Gropetta, fatto in su 1200 innanzi de Cristo, po onorare su culto dell'acqua. Dengunisi, eus a lompia in uradda po biri sa tumba in una ragesa da Iodda, e si stato a sominire un perada sa podavai. Ancora sanuradda, e sa fai una passillare in mezzo de sua denti, e scoperre un luogo spantoso de spendulas a dei sarinus. Po accabai, e us arzienza vita dell'acconi. In noci, se us a fai biri uno dei giardinus storicus prumannus e importantis de sa Sardigna, cussu de Aimeric, a un di entrus, sagatanta murus de un antico castello. Su Sardigna radiotelescop s'agattare in su comune de Santu Asili, in un luogo che dinanta a Pranusangoni. I straballus funti comenzaus in s'anno 2006 e funti spacciaus in su 2011, grazie a un contributo della regione autonoma della Sardigna, dessa Agenzia Spaziale Italiana e del suo Ministero delle Istruzioni. Sa somma è stata a pensare di 60 milioni di euro. Sa base a onde antiposto su sbrigo umano, pensai arta a 35 metri e pesara prusu de 3.000 tonnellate. In Italia dovunti altre due basi come questa. Una est in su comune de Medicina, in provincia di Bologna, e l'altro invece a Noto, in Sicilia. E comunque cussa de Branusangoni avarrara sa base prumanna e più adelantada tecnologicamente in moi de tutta Europa. E moi su radiotelescopio è gestiu
dell'Istituto Italiano de Astrofisica. Esti un perau, po 70% po sagica scientifica. Su 20% che avarrara invece, esti un perau po funzioni de controllo de emissioni automatiche aerospaziali e po controllare i satelliti che vunti in giro post-orbita dessa Terra. Cioè si denai puru chi de uno scanto de anni aoi su radiotelescopio de Pranusanguni traballara e collaborara con sa NASA. Santo Asili est una bidda de prusomancu milli bividorisi de Suggerrei. Sa tradizione boirighi su nomini vesistetio donau de sparas a Bizantinusu, fedelisi a s'arcibispu de Cesarea Santu Basiliu Mannu, chi vinti a benius in noi in su Mesuevu e antavattu un guventu. Su guventu danti vraigau a pizzusu de dermasa de origini romana. Sul luogo est ricco de testimonius de su passau. Uno de prudese importu est su buzzu sacru de data inuragesa de Bau Gravasa. Ma chi passaisi voi noi si consigliaus de biri sa gresia romanica dedicata a Santu Asili. Est una gresia fatta in stile romanico, prusomancu in su de 12 seculu a.C. e dunque in edadi de i Giuigausu. Sparas a Regusu antivatto su guventu un perendis perdas de stermas romanas. Is archeologus antibogao pillu su Frigidarium, su Tepidarium, su Galidarium e pure su Laconicum. Is ambientesi tenenti sagrobettura sderruta, a parte uno cussu in Pizzusu, cadenini ancoras sa bovida fatta a botti, e a intrusu dove est ancora una pintura che rappresenta su gelo con i stellas. Is termas funti in parisi es anfiteatrus uno dei simbolus de maioria de s'impero romano, das agattaus in tutto su mondo romano. Custas funt isteti avattas a intro de su primo e su secondo secolo a.C. Come ti sunau prima, teniti tutti is partis de termas. Esistint due tipi de termas de data romana, cussas naturalis, comperanta s'acqua già callenti che ti bogarà pillu dessa terra, e cussas artificialis, che punti sa maggioria come ti gusta, dunque s'acqua callenti da di pianta callentai con salina. In oggi vorrei subire uno dei ambienti dei termas, esti de forma circolari, s'acqua di bessiera d'ingulisi, ago esti stette a Carrajau, probabilmente in etadi mesoevali, e oggi si vetta su bagno. Agoa s'acqua di torrare a calai in sarriughi dove est in basciusu.
e tutti i muros come ti vuole esibire funti a far da saso. A intrus invece per esibire s'imperu de i mattonisi, de argida, saverda e pure su giumento, che si steti un peraumera in età romana. Santo Asili in Suggerre è un luogo a capiao sa modernidade, difatti su monumento più famoso in moi è il radiotelescopio de Verano-Sanguni. Ma è un luogo pure di antichità. In Susartu, in un luogo che dinanta Baugravasa, può esibire uno dei spuzzi sacros più belli di tutta la zona. Questo puzzo è stato agattato negli anni 60 del secolo scorso, ma oggi su comune ha deciso comunque di piegare l'area, di diventare un'ecca e ogni tanto su puzzo viene limpiato di tutta questa mattasa. Su puzzo è caratterizzato come intisatros da un'entrata con una scalera di prosomanco 20 scalinos che si portano a sa base. Sa base può esibire ancora s'acqua. E agora può esibire i murus a commenti sonuragi che si serrano per l'avello che si arziano, finza a si serrare in maniera completa con sadolos. A Forasa invece dovrà sicuramente sesedra, questo due murus di forma semicircolari a onde in età di Nuragesa fadianta i rituali a capiauso a su culto dell'acqua. Sicuramente però questo luogo è stato bivio pure in età di romana, difatti si passillendi noi per esibire in pizzus dessa terra arrastus de argida de sedadi repubblicana e imperiali. La storia del suo Medioevo in Sardegna è una pagina ancora poco conosciuta. Sceso, per esempio, che in Sisula due punti più di 100 castelli. Ma su Medioevo è rappresentato proschidotto dei scresi romaniche. Sia sull'ompius in suo castello de Sassai, orgoglioso, in suo comune de Silius. Però tocca a noi che la storia della Sardegna medievale comincia quando l'Imperio Bizantino comincia ad andare a ruì. Siamo questionando del saccabo del XVIII secolo a.C. In Sardegna nascono i Giuigaus. Furono i 4 regni indipendenti, teneso questo de Castello, de Arborea, de Logudoro o Torres e questo de Gaddura. Su Brumano, su chi è stato più longevo, e questo di Arborea, che è accabato a Singhizzu su 1400. Su primo invece a Andarrui è stato questo di Castello. In suo 1258 furono arrivati Spisanos che disderruinti sa capitale del Suggigao de Castello che era in Santa Igia.
Questo casteddu, questo de orgoglioso, è stato costruito, pensato, a partire del 1100, per volontà dei giudici del casteddu. E era proprio in Sallacana con su giuicau di Arborea. In oggi si usa più di 400 metri di artaria e si può ricontrollare tutto il sabaddi del Flu Mendoza. In su 1286 bieus la prima menzione di su casteddu, quando Mariano II, giudice di Arborea, donara su casteddu ai Spisanus. Ma comunque si pensava che già del 1265 i Spisanus viant merisi de orgoglioso. Su casteddu dubieus torra in menzioni in su 1300 quando sa Sardigna esti sa parti naraso de basciu in mano cadelana e aragonesa. Però due esti un fatto importante. In su 1353 su giudice Mariano IV di Arborea conquistara su casteddu e sicuramente du sciusciara per una parte. A goa de un secolo sceso che su casteddu esti stato già abbandonato. Comunque durante sa vita dove vianta i sordaus, dove vianta i cavallerisi e i fantisi e ha subito uno scanto di attacchi. Sicuramente i prus attacchi questo prumannus sono stati usati da su giuicau di Arborea. C'è denai che la maggioria dei casteddus de sa Sardigna funti proschidotto sderruttus e non ne scetti uno che è abitabili, questo dei seddori. Tutti gli altri funti naraus visitabili, ma non funti in buona condizione. Questo è orgoglioso comunque s'allogara bene. È stato sgavato a Singhizzo dei anni 2000 e hanno fatto uno scanto del restauro. I archeologi hanno portato a Pillo uno scanto di ambienti, di apposentus, di servizio, onde i sordaus dormianta, pappanta. E se si allogara bene pure i sadurri principali, su mastio, che non tengono un'entrata in bascius, ma sicuramente un peranta, una scala, poi arziai a pizzus, dunque pure difende di bruso. Questo casteddu, da regorauso, ha risubito uno scanto di attacco proschidotto sul regno di Arborea. Comunque, scieusu che posso manco 2 secoli è stato vivo. E poi andato a dire una particolarità che hanno agattato gli archeologi a Singhizzo del anno 2000. A parte gli apposentus, tenesu pure 2 gisterras, o s'acqua, questa s'acqua è un elemento primario, importantissimo, pogando su casteddu vi era assediato dei atrus. E si sono arrivati in questo luogo, a un archeologi hanno fatto una scrovetta importante. A partire da noi, per esibire uno ziro, un po' contiene sicuramente s'acqua. E in pizzus doiesti una pittura a rubia che rappresenta un uomini. Non sceso bene chi esti un sordau, che rincuno narrara uno vanetteri. Sicuramente però funti visibili i spesi, sa gunnedda, piesi e i bracci che hanno a mano manca. In plus doiesti sa gonca con i spirus. Questa è una cosa rara meda
in su contesto medioevale de sa Sardigna. E noi invece ante agattau un vorro sicuramente po' vai su panio, po' cois alimentos, e si stetti uvattu con perdas de schistu e un perendi puru argidda e arrogus de teulas e puru de zirus. Su vorru est intattu e sicuramente vi era fardassau a foras come ti viene a fardassare tutto in muras chi biesu ancora oggi. Uno scanto di arrogus si può ritibiri ancora oggi. E vianta carragiausu con cracina arba chi serpiera a logai de brusu in murusu in su tempusu. A 4 km di distanza de Sabidda de Ballau, in un luogo che dinanta a Corti Rosas, poresi visitai una mina antica. In oggi si scavara Sant'Imonio e diante individuau già in età di spagnola, ma è a partire de su a cabo de su 1800 che cominciano a estraballus. Su periodo brusarricco dessa storia dessa mina de Corti Rosas e si gusto del suo fascismo, difatti si può rilegge ancora sa scritta autarchia. Per schidotto a intruso de sa seconda guerra mondiale, che a Sant'Imonio veniva un perao proprio un po' fini bellicos. E in anni 60 sa mina venne diserrara definitivamente. I moi dove è un progetto de valorizzatura turistiche e culturali del Suggiasso. Una curiosità. L'impero del Sant'Imonio è una cosa antica mera, che dubicanta può truccare i sogus, su solfuro d'antimonio. Conosceus uno destu, caldeo de su 4000 a.C., che si stetti uvatto con antimonio vundio. In prusu, teneus uno scanto de destus, de arramini a carragiau un antimonio de su 2500 a.C., che indienenti de s'antico Egitto. Però è scetti de su 800 a.C. che dinanta definitivamente su nomini de antimonium. In su sartu de Ballau doi esti uno dei spuzzu sacrus mellus allogaus de dottu sa Sardigna. Si è questionendi de Vuntana Coverta. Esti stettiu costruiu a intrus de su de 13 seculu annantisi de Cristu e su de 10 seculu annantisi de Cristu. Si è in età di Nuragesa e intrus de sedadi de su bronzo e sedadi de su ferro. E questo edificio è stato fatto per su culto dell'acqua. È lungo più di 10 metri e si è fatto in tre parti. La prima parte, a un dise o deo, è caratterizzata da un circolo di verda a onde vadianta i missas o i rituali e questo circolo di naraus temeros. Plus a palas, invece, due punti do braccios de muro
chi narausu vestibulu e serbianta poguntenni isi scalasa. Questo puzzu è settiu scrovettu e scavau possa prima volta in su 1918 dell'archeologo Antonio Tramelli. A coisi scavos sui punti primausu potrà cominciare a pensare in su 1994 e funti sighiusu finza su 2008. In noi archeologi hanno gattau testos e broinas de arcida, una conca de un arcieri de brunzu, ma pure un'origa de un brunzittu e un uvei de sempre de brunzu. In prusu a intrusu de uno ziru de argida ante gattau a rogusu de oxide ingots, chi vunti paneddusu de arramini o de brunzu a forma de vetti de boi. A intrusu de su vestibulu doiesti sa scala, teneri 12 gradinus che arribanta finzas a vascio e in pizzus due vunti a trasdogisi architravisi, come ti chivessi su sprigo de sa scala de bascio. In moi doies acqua e non si biri bene, ma a intrusu doiesti un apposento che in origini serrada con sadolos, a come ti chivessi un onuragi ma a sutta terra. E a suo centro doiesti sa canna de su puzzu sgavada in sa rocca e sti profunda uno scanto de metrus e si torrara a bistiri con 36 filarisi de verta. Accanto a questo puzzu doiesti su pavimento fatto con lastras de verda postas a raggiera. Una curiosità. In su 1981 a 50 km di distanza da Sofia, che è la capitale della Bulgaria, s'antica Tracia, i archeologi hanno agattau un puzzu che po' dimensioni, po' datazioni e po' forma esti uguali a gusto de Fontana Coperta, sul luogo di Nanta Giarlo. Chi nomenò Zugoni, su primo giasso archeologico che si era a Conca è Stiprano Mutteddu. Uno sito che vi ha stato scrovetto negli anni 70 dell'archeologo Enrico Azzeni e che ho visitato da migliaia di persone ad ogni anno, in cui si può esibire Domus de Janas, menhir, cromlech e altre strutture megalitiche del Sugnolitico. Ma che andasi prosennantisi, in un luogo che dinanta Serrionisi, a intruso de un patente in mano de Sruegius, de Murdegu, poresi biri due tumbas, due domus de Janas, scavadas in Sarrocca. Sarrocca però è stata, come ti può esibire, sperrata in d'uso de un trunco, sempre di uno Sruegio. Funti domus de Janas, i moisi di 22, ma probabilmente in origine sono neolitico di 200 brudde d'uso, che chi castiasi bene in bascius per non de perdas traballadas e parenti scolpias proprio povai apposentus. Queste due tumbas avvuntis in primeda, ognuna denniri un apposento pitticheddu con un'entrata chiesti orientata facce o precitocio. Pensavo su mancai non funti stette sgavadas, che argomenti tutti domu de Janas in noci somini a ribiviu pruso mancu in su 4000 annantisi de Cristo, dunque è intruso dessa cultura des antumiali di Ozieri. Chi vorresi
biri questo logo deo si consiglio di si fare una vassilaredda per la stessa macchina in basciuso e in pruso questo logo non è gestito, dunque non depesi ne pagare manco un biglietto può entrare in area archeologica. A pago distanza de Sabidda è usato una bella passillata. Arziendi in una ruga che s'abbettiu in pizzus de no cuccuru. De questo cuccuru, a ogni due punti mattas de ollastu, può reso comunque sabiri tutto sabaddi de su Flumendosa e pure sul lago Omoteo. In origine, questo luogo sicuramente serviva per controllare tutto il suo territorio. E per questo motivo che hanno costruito un urage goni, un urage antico che è stato datato prosommanco a su 1600 a.C. di Cristo. La struttura è fatta con perda arba de graccari, che è gattauso a in giro del sul logo. E sa tecnica imparata dinanzi a tecnica isodoma, che is perdas che hanno imparato funti dottus traballaras a sa propria maniera. A intrusu doiesti ancora sa grovettura intatta, sa dolos, e in bascio su due punti tre nicchias. Una de queste stresi tenere pure sa scala per arrivare a sovrano de Vizzus. La tomba dei giganti di Ioda in Susartu de Nuradda è stata scrovetta a intrusu de traballo de messaria in su 900. Depesa vettai su 1979 poi biri uno scavo scientifico fatto dall'archeologo Enrico Azzeni. Questa tomba ha fatto bogai a pillo pro de 20 scheletrus de hominis e femminas e materiali de argilla che vunti datausu a sia de Serramini entro de su 2004 e su 1900 a.C. de Cristo. Esti una des tumbas prus antigas de sa Sardigna, tumbas de gigantis chiaramente, duscieusu poitta antiagattau puru uno scanto, posa precisioni 15, statuas a menir. Ita vunti statuas a menir? Vunti sculturas fattas in sedà de Serramini, a intrusu de sa cultura de Montigraro. E questa statuas vunti antropomorfas. Dunque bieusu già una parte de sa scultura che rappresenta somini. In sa parte de Vizzus doiesti su schema T, con su nasu e ciglius. In sa parte centrali doiesti un omini vurriau, dunque rappresentara su biaju in saldilà, in sinferro. In sa parte bascia invece cesti su stocco a doppia lama. In questa tomba n'ante gattau 15. E i moi sa maggioria vunti esponidas in su museo Sanna de Sassari, su museo archeologico. Però qualcuna cosa ancora barrara. E vunti due stelisi, una a mano manca, una a mano diretta, che deninte ancora rappresentao su stocco a doppia lama. Bessendi, por subire pure sta steli centinata, fia da s'intrata. I moi è starrogata po' metadi, ma por subire ancora senna, con una cornice biesi scavata, traballata in sarrocca. E, come tutti i tombas dei giganti, si tenere ancora se sedra
dunque un'ala a manu diretta, un'ala a manu manca, con isperdas fichias in sa terra. Sul logu è spantoso, poiché sesu in mezzo de su sartu, accanto di novadenti de ilici e de oppinu, in questo periodo sa natura est ricameda. Sa bidda de Nuradda est connota po s'archeologia. Sa tumba dei giganti de Aiodda, su Nuragi Santu Milanu, su Buzzu Sacru de Coni. Ma a pochi chilometri de sa bidda, chi passasi con noi, si consigliaus de si vrimai in su parco dei Sarinus. In oggi esabiri una natura spettacolare, con mattas a mannas de ilici, de arinusu e puro de olioni. Su sono de s'acqua e fortimeda, e tutto sul logo pari bivi uscetti de gianas e mazzamurredusu. Potesi vai dunque a una bella passillara, già di 1 chilometro, e l'ompi finza a questo luogo. In oggi doiesti sa spendula de Cradagioleddu, chi nasciri de Sarrio e Sarcidano, chi vari proprio noi, su brinchi du Brummannu, de 20 metri de artaria, e sigiri su cammino su, finza a preni sul lago de Santo Serbristiano. Laconi est uno dei comunus più importanti di tutto su Sarcidano. Nasciri a 500 metri di artaria e tenere un sarto di 125 km quadrati, importanti per l'archeologia, la geologia e la naturaleza. Est su comune famoso poi esistete sul luogo de nascita di Sant'Unassio e tenere un museo che è speciale. Esti unico de sa maniera sua. In oggi, due punti esponitas di fattis is statuas a menir che gli archeologi hanno agattau a partire dagli anni 70 a Perdedocca, Gennarrele e pure a Cortenoa. Ma chi passai polaconi si consigliaus di fare una visita a su barco Aimeric. Esti un'oasi de 22 ettari. Esti su barco urbano prummannu de tutto sa Sardigna e su babbu esistettiu Don Nassiu Aimeric Ripoll, che già a partire del 1800, essendo un appassionato di botanica, quando vede i viaggi a foras dell'isola, importara mattas esoticas, raras, che può esibire oggi in questo barco.
Su cumenzu de su camminu esti fattu de matas de olias, de iligi, de siliqua e puru de olioni. Camminendi poresi incontrai puru mizzas de acqua o esabiri puru spendulas. Su parcu oggi fa parte delle amministrazioni regionali della Sardegna, ma finza ai anni 90 i merisi fiant ancora sa famiglia Aimeric, i marchesus e feudataris de custas terras. Passilende entrus de su parcu, lompeus accanto dei mizzas de funtanellatus in cussa chi poresu considerai come sa prenda de tutto su parcu Aimeric. Sesu chistionendi de su cedru de su Libano. Su cedru est arribau in noi in su 1835, portau de su vivaio Burdin de Turino. Chiaramente de pesu gustu a su babbu de su parcu, che esti Don Gnasiu Aimeric Ripoll. Quando est arribau in noi, s'arburi fiera già mannu de 6 annus. Sicuramente s'este accostumau a su terrenu, a su clima. Su cedru de su parcu Aimeric esti su prum'annu de tutta sa Sardegna. Pensai che tenere una base di più di 4 metri di circonferenza e un'artaria di più di 25 metri. Su cedro è una matta importante mera in sa storia, di eniri del Libano, in sopra Citrogiu di Acanta, e è pure uno dei simboli della bandera del Libano. Già i Fenizius, un peranta questa matta, Salina, poi vai in Aisi, che attraversando tutto su Mediterraneo, da Obrecitrogiu fino a Scuricatrogiu. Un'altra cosa interessante che può esibire entro su questo parco è su castello medioevale. I moi apparranta uno scanto di edifici e sicuramente Sadurri è uno dei più caratteristici. A singizio di Sadurri può esibire un'iscrizione datata su 1053, dunque sa qualcuno ipotizza che su castello sia stato fatto in questa data. Ma di chi è stato fatto? Pensavo dei giudici, perché noi vi era proprio un luogo dell'Accana, entro su giudicato di Arborea e questo di Castello. Sadurri è stato un periodo puro in su 1700 a Comenti Presoni. Su castello tenne una forma rettangolare e est dividiu in due pranos. In questo de basciu viviant servidoris e dovunt puru is cantinas. In pizzus invece viviera sa famiglia dei marchesos. Anti biviu noi finzas su 1800, quando un vogumannu ari sciusciau su castello e si funt trasferius in su palazzo Aimeric proprio in su centro de su comunu. A qua che si fatto una scalinata, s'agattaus in sovrano de pizzos. Esti un apposento umano de forma rettangolare
E sa cosa più spantosa esti sicuramente sa presenza de ventanas, mannas decoradas con cornici de stili gotico catalano. A commenti tutti i castelli che si arrespettinti, pure questo dell'Acconi teneri sa duenna cosa sua. Si contara di fattisi de una picciocca, murata via in sadurri del suo castello. Sa colpa sua, cussa de non se si può fiagoiai con su mairu, scioperao del suo babbo. Un'usanzia, custa de sa goia già scioperata, chi viene diffundi a meda in su passau. Spezias in famiglias prus riccas. Sa leggenda bolliri che questa picciocca, su spiritu su, bandiri in giro de notti poci che venganza. Pocantu sceus che questo conto esti frutto de essa fantasia e non conosceus i nomini dei protagonistas de questa leggenda, però depois un'aiga in oggi dove esistette un diarierus un boccimento. Difatti, in su 1606, donna Isabella Emmerich estette agattata morta in sul letto cosa sua. Forse sì, un boccimento o passioni. Difatti, uno scanto de Disa I, ianta bocci un chierico con un archibugiu po mano de sbanditus. De questo boccimento ianta colpevolizzau su Mairu, Don Servadori Castelví. Ma su Mairu può s'indifuiri se sta andando a cuai in un cuvento de Castello e dunque son perendi su diretto de asilo. Su processo via stato trasferito a Madrid e per non fare presoni Don Servadori Castelví si viene arruolato in s'armata dei Fiandras. A guarda uno scanto de annos, in su 1622 su Marchesi de Castelví aguardano uno scanto de minescimentus militaris e attennu su perdono de sa famiglia e sa grazia puru. In sa puntata a Ieneri, eso a cominciare su viaggio nostro partendo dessa città di più importanti dessa Sardegna, Casteddu. Eso a partire dess'area del Sant'Elia, accanto del su mare, con suo forte de Sant'Ignazio, fatto in su 1700 ma un perao pure in sa seconda guerra mondiale. De Ingunisi, eso arribai a sa torre spagnola posta in Gunisi accanto poi imparai sa città di desattacco dei Moros. Si chendi sa vacillata nostra, si sa fai biri sa gresia de Bonaria, e usa questionare dessa storia cappiata su miracolo de sa Madonna, e sa fondazione dessa città di Buenos Aires. A Goa, eso a biri un'altra gresia, ma prus antica mera, cussa de Santu Saturru, uno des primus de totto sa Sardegna. Eso a biri puru sa necropoli punica prummanna de totto su Mediterraneo, cussa de Dovigeddu, e si usa contai de tutto i schisorgius agattaus in cunisi des archeologus e dei stombarolus. Su giro dessa cittadi a rasseghiri con sa scrovetta de su monti de Santumiali, a undi ianta fatto a primo una cresia romanica e a un castello appartegno a sa famiglia de Scarroz e a sa contessa Violante. Passata sa storia con sa lumigiu dessa sanguinaria. Con questa puntata è tutto, si saluraus, si torra su grazias e si convidaus a si seguire in sa prossima puntata.
Questa attività è stata realizzata con s'aggiuto della Regione Sarda, in prentas 2020-2021, lei regionali 22, del su 2018, articolo 22.